Si riapre. Il governo modifica al rialzo la capienza di teatri, cinema, discoteche e stadi. Da lunedì torna la capienza al 100% per cinema e teatri, mentre gli stadi per il momento si fermano al 75%. Le discoteche, dopo un primo annuncio di riapertura al chiuso con una capienza del 35%, da tutti considerata antieconomica, sale al 50%. Un passo in avanti importante che fa ben sperare per i gestori dopo mesi di chiusura. Il 50% almeno permette di riaprire i battenti e tornare a pensare a quello che possa essere un divertimento sicuro e poter tornare a far ballare la nostra clientela, cosa che 18 mesi, soprattutto nei locali al chiuso, che non fa. Riapertura in sicurezza e Green Pass a portata di app. Tanti locali avevano già iniziato a fare questo controllo all'ingresso del locale, anche semplicemente per sensibilizzare la clientela e far capire che se i locali avessero riaperto, il ballo fosse ritornato in locali, sarebbe stato solo ed esclusivamente col Green Pass. Una discoteca come Villa Bonin Longari a Vicenza, capienza all'aperto 5.000 persone, al chiuso scende a 2.500, con il 50% si ferma a 1.500, ma già i gestori stanno lavorando per tornare alla normalità. Stiamo già lavorando, ecco, si spera già nell'arco di un mese di poter arrivare al 75% e prima della fine dell'anno al 100%. Sappiamo che la strada non è facile, che tutto dipenderà dai contagi. Dopo il tunnel dunque la luce, ma i 18 mesi passati sono stati un vero inferno. Dal punto di vista lavorativo nessuno di noi aveva mai vissuto un'esperienza di questo tipo. Si viaggiava da sentimenti contrastanti, dalla rabbia alla rassegnazione, alla voglia di mandare tutto quanto all'aria. Anche perché comunque un conto è pensare di chiudere e avere una chiusura certa per tot mesi, per tot settimane. Il problema è che per noi non c'è mai stata una certezza di una riapertura. Oggi si riparte magari a ranghi ridotti, molto personale dai camerieri alle cassiere hanno cambiato lavoro, ma si può tornare a sperare.